L'incontro con Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, e poi con le decine di volontari della Protezione Civile del Veneto, dell'ANA, dei gruppi comunali e di svariate associazioni, tutti impegnati da inizio settimana nell'entroterra e lungo la costa marchigiana per l'attività di soccorso post-alluvione che ha causato vittime e devastazione. Sono stato molto contento di sentire da parte del sindaco di Senigallia parole di grandissimo apprezzamento per i volontari della Protezione Civile del Veneto. Io ho girato un po' in mezzo anche alle case e i cittadini sono rimasti veramente contenti. I danni a vista d'occhio sono incalcolabili e la necessità di risorse è urgente per porre in sicurezza un'area che già in passato, nel 2014, fu piegata da un altro grave episodio di maltempo che provocò esondazioni e danneggiò gli argini di fiumi e torrenti. Fra Senigallia e le zone interne i volontari veneti stanno operando casa per aiutare i cittadini. Braccia e mezzi a disposizione, uno scambio di umanità e solidarietà, quella stessa che supportò la provincia di Belluno in occasione delle grandi nevicate e della tempesta Vaia. In Veneto abbiamo 511 organizzazioni di protezione civile che anche in questo caso sono state magistralmente coordinate e hanno garantito una risposta ai cittadini.